Era a metà del secolo scorso quando il Paron Rocco, quello del Padova che fece tremare le grandi squadre, veniva a cena e a pranzo qui. Il ristorante si chiamava Da Cavalca, adesso si chiama Da Dante alle Piazze, ma è sempre un punto di riferimento in una delle vie più centrali di Padova perché siamo in via Daniele Manin, la congiunzione tra Piazza delle Erbe e la zona del Duomo e di Piazza dei Signori. Questo neon è così com'è da quando in Piazzale della Stanga c'era la scritta OM, quella l'hanno tolta e questa è rimasta così. È il neon più storico di tutta Padova per la pizzeria più storica di Padova. E tutti i padovani, anche i non più ragazzini come me, hanno fatto almeno una cena di classe, un compleanno, una festa di laurea qui dentro, la pizzeria Mare Chiaro, gestita adesso dai fratelli Mandara. Esatto. Qui abbiamo Gianni, buongiorno Gianni. Buongiorno Alberto. Allora, molti padovani non sanno una cosa, che qui i locali li conoscono tutti quanti, le volte a crociera che chissà quante centinaia di anni hanno, però c'è anche un giardino. Voi avete creato qui dentro un giardino della pizza. Cosa vuol dire lavorare nel centro storico di Padova, nel cuore della città per te? Beh, qua insomma è la nostra vita, insomma è rimasta, no? Cioè, sono 55 anni che lavoriamo qua, quindi conosciamo insomma lo sviluppo sociale. Padova è una città che riesce a non fermarsi anche di fronte alle avversità di questi giorni. Oddio, e in questi giorni qua c'è un po' di depressione. È un potentissimo antidepressivo e una buona pizza. Via Daniele Manin c'è Cavalca, ovvero Dante alle Piazze, c'è la pizzeria Mare Chiaro, c'è la gastronomia, una delle più antiche poi di questa città, ma c'è un posto dove io ogni volta che passo faccio fatica a non entrare, una drogheria bellissima, adesso ve la faccio vedere. In questo posto, alla drogheria Carberlotto, trovi il tartufo fresco, i porcini, il panforte, i dolci di marzapane. È che io sono a dieta, non posso entrare in un posto del genere. Non ce la faccio, devo andare via perché non posso entrare qui dentro, altrimenti ingrasso 1 chilo.